Quando andiamo da un medico o una serie di medici che ci dicono: "Tu stai soffrendo di bocca urente", oppure: "Tu stai soffrendo di cefalea tensiva", "Tu stai soffrendo di cervicalgia cronica", "Tu stai soffrendo di lombalgia, di sciatalgia". Queste diagnosi non ci dicono assolutamente niente. Quindi queste diagnosi ci stanno dicendo la stessa cosa che sai tu da anni, che stai soffrendo di dolori in qualche parte del corpo, okay? Queste diagnosi non sono sentenze e non vogliono dire nulla. Guarda caso, se chiedi al dottore qual è la causa di quella diagnosi, qual è la causa di quel problema, la maggior parte dei dottori ti dice: "Non lo so". Al massimo ti possono dire: "È un po' di stress". Non si prendono la responsabilità di dirti: "Questo è un problema psicosomatico". Magari ti dicono: "Vai dallo psicologo" e tu pensi: "Ma non sono pazzo, non sono matto, non posso andare dallo psicologo se sento dolore, non me lo sto inventando". Perché queste diagnosi non vogliono dire assolutamente niente.